Saluto a tutti, buongiorno, siamo qui oggi a Rivignano con Mario Anzil, sindaco di Rivignano Teor. Benvenuto sindaco ad Aquile Libere. E con il sindaco volevo parlare di un evento che si terrà qui a Rivignano tra qualche giorno, il prossimo weekend, la storica Fiera dei Santi, dal 31 ottobre al 4 di novembre, ed in occasione della Fiera dei Santi anche la seconda edizione della Festa del Friuli. Grande successo della scorsa edizione del 2017, quali aspettative ci sono per quest'anno, per questa grande Festa del Friuli? Beh sì, è vero, lo scorso anno abbiamo puntato nella riscoperta delle nostre tradizioni, lanciando anziché Halloween questa festa identitaria del Friuli, ed è stato un grande successo perché oltre 50.000 persone sono arrivate da ogni parte del Friuli e anche da fuori, qui riempiendo le piazze e le vie del paese. E rinunciare ad Halloween non significa rinunciare a divertirsi, perché c'erano tante attrazioni e ci saranno anche quest'anno. Significa semplicemente essere orgogliosi dell'appartenenza a un'identità e non rinnegarla, e anzi soprattutto nel nostro caso, che abbiamo una tradizione così bella come quella della Festa dei Santi e dei Morti, che appunto inizia il 31 ottobre con delle rievocazioni storiche, fuochi d'artificio, l'incendio del campanile. L'anno scorso poi l'avevamo illuminato di blu con l'aquila del Friuli, ed è stata una fotografia che ha fatto il giro del mondo. Quindi l'aspettativa per quest'anno è quella di ripetere, tempo permettendo, il successo dello scorso anno e fare in modo che questa diventi una tradizione di cui tanti in Friuli si sentano orgogliosi. Altro che Halloween, altro che monate americane, Cocis, Stries e Aganis è la trilogia rivignanese per divertirsi la sera del 31 ottobre. Quindi la Festa del Friuli, di cui la paternità sostanzialmente è sua, si può dire che è sua. Noi di Aquile dal Friuli ci auguriamo che anche altre amministrazioni comunali, altri comuni in tutto il Friuli prendano esempio da lei, perché questo può essere un volano vero e proprio per la riscoperta anche della nostra identità, del territorio e anche della gente friulana. Certo, di questi tempi c'è bisogno di Friuli. Voi d'altra parte ne portate avanti l'idea da tempo e di questo vi va dato merito, e quindi lo stesso ragionamento abbiamo fatto qua. Avevamo questa tradizione millenaria, bellissima, di collegamento tra il mondo dei vivi e il mondo di chi non c'è più. Quale migliore occasione per una sera in più, quella del 31 ottobre, approfittare per ricordare le nostre tradizioni. E quindi insomma l'appello davvero è per tutti a venire qui dal 31 al 4 novembre, che dura la Fiera dei Santi, ma soprattutto la sera del 31 ottobre, perché ci sarà davvero da divertirsi, anche riscoprendo le proprie tradizioni. Chi vuole può portare la bandiera del Friuli e esporla in questa occasione orgogliosamente in quella che abbiamo chiamato l'anno scorso, credo a questo punto ha ragione, la più grande festa del Friuli di tutti i tempi. A proposito di Friuli, sindaco, io approfitto della sua presenza importante per Aquile Libere per una domanda che è di grande attualità. Il Goriziano, lei sa che Aquile dal Friuli sta promuovendo anche una petizione, tra le altre cose, una raccolta firme per evitare che il Goriziano venga inglobato anche sotto le grinfie di Trieste. Lei cosa ci può dire? Cosa ne pensa di questa mossa eventuale che sta pensando la giunta regionale? Ma io credo, o meglio spero, che per ora siano solamente delle ipotesi, perché in effetti noi ci siamo impegnati tanto in passato, anche assieme, per rilanciare quell'idea del Friuli unito. Avevamo proposto un referendum per istituire 2 sole province autonome in Friuli Venezia Giulia, quella del Friuli da una parte, che comprende naturalmente geograficamente, storicamente anche il Goriziano, quella di Trieste dall'altra parte sul modello del Trentino Alto Adige, e intendiamo ora, spero anche di nuovo come a suo tempo col vostro aiuto, rilanciare quest'idea che secondo noi è la soluzione amministrativa perfetta per la nostra regione. Se poi però questo modello, che per noi è ideale, non può essere attuato perché non tutti lo sono d'accordo, esistono a mio giudizio degli altri modelli comunque migliori rispetto a quello che prevede una innaturale separazione di Gorizia, che comunque è sempre rimasta storicamente autonoma e quindi perderebbe anche di dignità in questa operazione. Esistono dei modelli comunque diversi rispetto a quello che prevede il Goriziano con Trieste. Per esempio,
si potrebbe anche ragionare sul modello delle 4 province preesistenti, dove le 3 province friulane, Pordenone, Udine e Gorizia, potrebbero trovare una forma di collaborazione, una sorta di unione delle province goriziane, che poi è un modello molto simile al nostro a 2 province, perché anche noi, quando diciamo che il Friuli andrebbe diviso in sole 2 province, Friuli e Trieste, quella del Friuli abbiamo in mente una provincia policentrica con come minimo 3 capoluoghi, perché sia Gorizia che Udine che Pordenone hanno tutti e 3 queste città la necessità di avere la dignità di capoluogo del Friuli. Il Friuli non va confuso infatti solo con Udine. Parole sante, care Sindaco, a proposito, 31 ottobre, 4 novembre, Festa dei Santi, Festa del Friuli Rivignano, dove troverete anche il banchetto di aquile dal Friuli. Grazie Sindaco e alla prossima. Grazie a voi, ci vediamo il 31 ottobre. Prosegue il tour itinerante di Aquile in occasione della Festa del Friuli di Rivignano, mercoledì 31 ottobre dalle ore 15 a tarda notte nelle giornate del 2 e 3 novembre prossimi. Troverete il gazebo di Aquile colorato di giallo e blu e adornato di bandiere del Friuli, esattamente di fronte al campanile del Duomo presso piazza 4 novembre. Avrete, tra le altre cose, la possibilità di aderire al movimento, contribuire con una vostra firma alla petizione popolare Gorizia in Friuli, nata per contrastare la folle idea della giunta regionale di accorpare il goriziano a Trieste, strappandolo alla sua millenaria appartenenza al Friuli, ricevere in omaggio il bellissimo streak dal Friul e urlare il vostro amore per il nostro bellissimo Friuli al microfono della troupe di Aquile Libere, la trasmissione di Aquile dal Friuli in onda ogni martedì alle 20:45 su TPN canale 15 del digitale terrestre. Vi aspettiamo, non mancate! Siamo con Jacopo Cherutini, consigliere comunale di San Vito Tagliamento, al quale voglio rivolgere già una prima domanda riguardo alla comunità sanvitese e a quello che sta accadendo in questi giorni, in questi periodi, in questa comunità. Voglio rivolgerti una domanda. Parcheggio Modotti San Vito, fronte ospedale. Che sta succedendo? Sì, buonasera. Succede che di recente ci sono stati delle segnalazioni da parte di residenti, però secondo l'assessore, secondo il sindaco in carica, il problema dei parcheggiatori abusivi non esiste, come già era successo in passato quando avevo presentato un'interpellanza e mi era stato risposto che appunto la mia uscita era infelice perché non c'erano state segnalazioni o danni comunque agli autoveicoli e ai mezzi delle persone che sostavano. Adesso si scopre anche che i cosiddetti parcheggiatori abusivi pare siano stati assunti da una cooperativa, quindi mi riserverò di approfondire su questo tema e credo però che sia doveroso anche andare a controbattere quanto è stato detto nuovamente dall'assessore Maronese riguardo questo problema che è molto sentito dalla cittadinanza sanvitese e non solo, che riguarda i parcheggiatori abusivi. Confermo che vi sono e che c'è questo problema e quindi va risolto una volta per tutte. Un tema sicuramente scottante e di interesse pubblico. La seconda domanda che volevo porre a Cherutini è questa. Come mai alcune opere pubbliche nel Sanvitese pare procedono in maniera spedita ed altre invece, come ad esempio il carcere, trovano a un certo punto, si incagliano e non vanno più avanti? O come per esempio anche i marciapiedi di via De Rocco che insomma sembra abbiano bisogno di una manutenzione anche abbastanza approfondita. Sulla questione carcere, anche qui mi sono giunte delle segnalazioni sul fatto che i lavori si siano fermati. Sto cercando di verificare quali siano le reali motivazioni di questo stop. Quest'opera importantissima sul quale anch'io insomma avevo dimostrato, avevo espresso la mia condivisione su questo progetto. Magari agganciando anche un presidio di forze dell'ordine, un presidio di commissariato di pubblica sicurezza, però è chiaro che se questa infrastruttura si blocca, perché il motivo potrebbe essere che le ditte abbiano dei problemi oppure vi siano altri
altre questioni, bisogna assolutamente porre la luce, ecco, a differenza, ecco, di altre opere importanti come la circonvallazione che stanno andando avanti. Su questioni non da meno importanti sulla manutenzione delle opere pubbliche, delle infrastrutture comunali come Via De Rocco, appunto, che è stata citata, ci sono soprattutto in alcuni punti dei problemi legati alla velocità intensa degli autoveicoli che transitano verso le scuole, che hanno comportato negli anni dei cedimenti, delle fessurazioni sul manto stradale, sui marciapiedi, sulla pista ciclabile, oltre anche alla pista ciclabile che è incompleta, e ad alcuni, insomma, aspetti che vanno risolti, perché credo che le manutenzioni ordinarie dei beni comunali vadano seguite e non siano meno importanti di opere certamente fondamentali come anche il carcere. A quando Chiarottini il prossimo Consiglio Comunale e quali interpellanze sono prioritarie secondo lei? Il prossimo Consiglio Comunale credo che sarà sicuramente a novembre, e ci sarà, come anticipato, la questione di Via De Rocco, e ci sarà anche un'interpellanza sull'area verde di Piazza Mercato, che l'amministrazione comunale intende riportare agli antichi albori come area verde, quindi non più come area di servizio distributore di benzina. E su questo ho inteso andare a chiedere l'intitolazione a un architetto De Rocco, l'architetto De Rocco, che ha dato importanti nozioni, insomma, sulle barriere architettoniche e anche su altre tematiche. Chiedo appunto che quest'area venga intitolata all'architetto, oppure in alternativa dei personaggi locali sanvitesi che hanno, insomma, che fanno parte del nostro patrimonio culturale, che hanno reso importante la nostra cittadina. E in cantiere c'è anche un altro documento riguardante la frazione di Gleris, che intende andare a valorizzare l'area dietro la vecchia chiesa, dove si trovano delle risorgive che al momento sono abbandonate in stato di degrado e andranno sicuramente portate, ristrutturate, sistemate. Quest'area andrà sistemata, perché comunque lì è il centro storico della frazione. Anche i cittadini locali intendono portare avanti queste proposte, quindi intendo anche andare a sostenerle in Consiglio Comunale, ecco. Un grazie a Jacopo Chiarottini per essere intervenuto alla nostra trasmissione Aquile Libere. Jacopo sempre attento alle questioni locali, alla tutela del territorio e della popolazione del San Vitese e più in generale anche del Friuli. Grazie Jacopo e alla prossima. Grazie a voi ancora una volta per questa possibilità, per questa intervista, e a tutto il comitato di Aquile del Friuli. Prosegue il tour itinerante di Aquile in occasione della festa del Friuli di Rivignano, mercoledì 31 ottobre dalle ore 15 a tarda notte nelle giornate del 2 e 3 novembre prossimi. Troverete il gazebo di Aquile colorato di giallo e blu e adornato di bandiere del Friuli, esattamente di fronte al campanile del Duomo presso piazza 4 novembre. Avrete, tra le altre cose, la possibilità di aderire al movimento, contribuire con una vostra firma alla petizione popolare Gorizia in Friuli, nata per contrastare la folle idea della giunta regionale di accorpare il goriziano a Trieste, strappandolo alla sua millenaria appartenenza al Friuli, ricevere in omaggio il bellissimo streak dal Friul e urlare il vostro amore per il nostro bellissimo Friuli al microfono della troupe di Aquile Libere, la trasmissione di Aquile dal Friuli in onda ogni martedì alle 20:45 su TPN canale 15 del digitale terrestre. Vi aspettiamo, non mancate!